Young Future for You, 3 giornate per orientarsi nella scuola e nel lavoro. Da oggi a venerdì 16 marzo per oltre 1650 studenti delle scuole superiori le lezioni non si svolgeranno in classe ma nel centro congressi della Fiera di Udine. La materia da conoscere e approfondire è piuttosto articolata e interessante. Orientamento e alternanza scuola-lavoro. La metodologia applicata è quella consolidata attraverso le 12 edizioni di Young Future for You che Udine e Gorizia Fiera organizza fianco a fianco di istituzioni e competenze fondamentali per mettere in piedi un evento che coinvolge oltre 25 scuole superiori della provincia di Udine e di Gorizia, tra licei, istituti industriali e professionali, e che in 3 mattinate propone 60 incontri con taglio diretto, concreti nei contenuti e con approccio informale per stimolare il dialogo ed il confronto. Da cui a mettere a disposizione degli studenti le esperienze, le professionalità e le idee che hanno le aziende nel mondo del lavoro, nel mondo di ogni giorno. E quindi l'obiettivo che noi ci poniamo non è creare dell'alternanza, ma creare una coscienza negli studenti di quello che sarà il mondo loro del domani. Si evidenzia ancora di più, soprattutto da parte di questa istituzione, la sinergia tra pubblico e privato. Esatto, la presenza delle aziende, la presenza delle istituzioni della regione, la presenza anche degli enti istituzionali come la Fondazione Friuli che lavora nel sociale, quindi è molto legata a questo mondo e questo è l'obiettivo di cui ci poniamo. D'altro canto Future for You è il futuro, ma il futuro un po' non solo dei ragazzi ma anche del momento in cui viviamo. Ovviamente i dati macroeconomici anche dell'Italia che abbiamo sulla disoccupazione del mondo giovanile è un elemento estremamente significativo e importante, per cui questo piccolo contributo che noi cerchiamo di dare è uno sforzo per migliorare questo nostro paese. L'incontro con la stampa di oggi, volutamente organizzato a salone aperto per adeguarlo alla fisionomia e alla natura di Young, mette insieme organizzatori e partner negli interventi di Luciano Snider, presidente di Udine e Gorizia Fiere, Claudio Bardini per l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Fabio Passon, presidente comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio di Udine, Laura Rizzi, delegata del rettore per i servizi di orientamento e tutorato Università di Udine, Giuseppe Sassonia, direttore dell'area Agenzia per il Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, e Luciano Nonis, direttore Fondazione Friuli. Questo è uno snodo fondamentale anche per il futuro della nostra società, perché il mondo è sempre più complesso e serve ovviamente in questa complessità una sinergia molto importante tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. In questa occasione i ragazzi hanno l'occasione di confrontarsi con esperienze concrete che sono quelle che più sono utili per comprendere che non i discorsi teorici. Diciamo che fosse il primo approccio, anche se non fattivo, nei confronti del mondo del lavoro da parte dei ragazzi che ancora studiano. Sì, appunto è proprio questo. Noi abbiamo bisogno che il mondo del lavoro si avvicini alla scuola e la scuola si avvicini al mondo del lavoro. Siamo molto impegnati su questo. Lei ha citato anche il bando, nel quale abbiamo messo proprio una parte fondamentale rivolta proprio a questi processi di accompagnamento. Ripeto ancora, è un mondo sempre più difficile, noi dobbiamo essere vicini ai giovani perché questo è uno snodo fondamentale proprio per il futuro della società.